dice. Sì. Prego Luigi. Allora, intanto vi ringraziamo per essere presenti a questa piccola ripasso, diciamo, un piccolo ripasso di cose che già sapete. Cioè, siamo collegati da Padova, io sono Luigi Spada, sono il segretario organizzativo della WIL FPL di Padova, e da Verona c'è il dottor Luca Molinari che fa parte della segreteria di Verona. Ok, io sono un vostro collega, sono un operatore sociosanitario come voi e di fatto faccio questo lavoro dal 1988 e sono vecchietto, ho visto nascere questa figura, l'ho vista essere formata come la creta, però dopo non l'ho più vista crescere. E il nostro anche interesse come organizzazione sindacale è far sì che questa figura diventi una figura portante, lo è già, ma anche importante, che in questo momento è solo portante ma non importante. Sarà una figura fondamentale, sarà una figura che di fatto avrà degli sbocchi di carriera. Sta tutto a noi come vogliamo procedere con questa figura e come farla e come plasmarla. Dal 2001 che è nata questa figura, quindi io sono sì operatore sociosanitario, prima si chiamavano in altre maniere, quindi però nel 2001 è nato l'operatore sociosanitario. Da allora poco è stato fatto dal punto di vista legislativo e molto invece è stato fatto dal punto di vista lavorativo, perché a questi operatori viene chiesto sempre attività nuove. Adesso, tutto a un tratto, rispetto a quello che è l'emergenza infermieristica e rispetto a quello che è il mondo del lavoro che sta cambiando all'interno della sanità e anche delle case di riposo e quant'altro, si sta cercando di rimodulare questa figura con i suoi pro e i suoi contro. Noi comunque saremo all'interno di quelli saremo degli attori partecipi a far sì che questa figura abbia le sue potenzialità, ma nella maniera giusta e collocata in maniera legislativa sul giusto posto, perché è importante dargli non solo un aspetto economico alle persone, ma anche un aspetto legislativo di tutela. Come organizzazione sindacale abbiamo deciso di fare questo corso di preparazione e quindi molti di voi, anzi penso tutti voi, saranno già all'interno delle nostre piattaforme per quello che riguarda la preparazione. Questa lezione, diciamo, di oggi ci è stata richiesta da più persone, in quanto quella che abbiamo fatto la settimana scorsa, più di qualcuno non poteva essere presente, ma è stata una giornata molto impegnativa dal punto di vista che c'erano parecchie persone collegate. Oggi ne vedo meno, ma probabilmente per un fattore anche di orario e di collocamento al lavoro di tanti di voi. Detto questo, cos'è che ha come idea la Will? Perché la Will dà questi corsi gratuiti? Non perché siamo dei visionari, ma perché crediamo nella figura. Il sindacato è fatto di persone e quando il sindacato forma le persone e dà la possibilità alle persone di lavorare, il sindacato si potenzia ed è la sua forza per poter andare oltre. Quindi per noi quella di fare questa cosa gratuita è uno sforzo che facciamo a livello sindacale, proprio economico, perché tutto costa, niente è gratuito. Ma nello stesso tempo facciamo un investimento sulle risorse umane, che per noi è il bene più prezioso, non sono né i macchinari né le strutture, ma sono le risorse umane. Ci serve a farci conoscere da voi, ci serve in un futuro anche avere il vostro consenso, quindi anche la vostra tessera che voi vi iscriviate. Siate tranquilli, nessuno vi punterà la pistola alla testa per iscrivervi alla WIL una volta che sarete assunti, perché ho la convinzione che molti di voi avranno la possibilità di essere assunti.
però ci farebbe cosa gradita e se vi stiamo dando un servizio, pensiamo che dopo magari c'è la riconoscenza, c'è anche quello di conoscere il mondo Will anche all'esterno di quello che è un corso, perché noi non facciamo solo corsi di preparazione. Quella, vi faccio due esempi banali. Il concorso precedente dei vostri colleghi in azienda ospedaliera di Padova siamo riusciti con una attività sindacale continua e di protesta e di lotta a far assumere tutti quelli che erano idonei alla graduatoria. Questo fa il sindacato, quindi i vostri colleghi del concorso precedente non era mica scontato che venissero assunti tutti. E invece con l'azione sindacale sono stati assunti. Questo fa il sindacato, ma fa anche molte altre cose. Allora, questa premessa per dirvi che noi vi seguiremo sì all'interno del concorso adesso, e infatti vi invitiamo a non lasciare i nostri gruppi di informazione perché dopo, man mano che ci saranno le assunzioni, man mano che ci saranno situazioni da darvi informazioni, i gruppi serviranno per questo. Adesso, oggi, noi faremo questa ulteriore giornata di formazione, ma nella fattispecie, dopo continueremo dal momento che se ci saranno gli idonei per l'aspetto orale, continueremo a fare altre giornate di formazione. Questo è il nostro intento. E fortunatamente non siete in tantissimi a partecipare a questo concorso rispetto agli anni precedenti. Faccio un esempio: quando io ho fatto il concorso in cui sono entrato, parlavamo di 15.000 persone, ok? Solo per l'US 21, qua parliamo di persone che sono per tutto il Veneto. Ho visto che le percentuali che al massimo ci sono sui candidati 450, 500, 180, dipende dalle ULSS, quindi sono numeri molto molto ristretti, quindi importante per voi passare la parte scritta, perché una volta passata questa parte qua sarà molto facile entrare su una graduatoria e dopo sarà anche compito nostro del sindacato, perché è il nostro interesse far sì che questa graduatoria venga espletata il più possibile, se non totalmente come abbiamo già fatto in passato. Ecco, io vi ho fatto questa piccola premessa non tanto per elogiare quello che facciamo noi, ma tanto per farci conoscere e dirvi perché stiamo facendo questi corsi e perché sono gratuiti. Ok? Questo è il contesto. Lascio la parola a Luca che inizia la lezione pratica, ok? E dopo ci sarà il tempo per poter interagire con voi, quindi le domande daremo le risposte, se avete curiosità, se avete dubbi, perplessità, siamo qua per rispondervi. E Luca, lascio la parola e grazie a tutti ancora. Grazie Luigi e buona mattinata a tutti, visto che è mattina presto. E io mi presento, sono un infermiere, quindi sono un dipendente pubblico dal 1990 che da sempre, visto che il lavoro dell'infermiere è un lavoro d'equipe, ho sempre lavorato con gli operatori sociosanitari. Io sono un lavoratore attivo, non sono in distacco sindacale e mi occupo di formazione, mi occupo prevalentemente, anzi esclusivamente, di creare professionisti della salute, cioè a masterizzare gli infermieri. Però credo fortemente in quello che diceva Luigi, che ci mette sempre la passione, ed è cosa che è quel quid in più, nel credere in cosa? In voi. Noi siamo qui oggi perché vogliamo migliorare le vostre condizioni di lavoro, vero? Oltre che contrattuali. E il sindacato, ha questa finalità. Ovviamente il sindacato ha anche un peso e per questo è importante che ci prendiamo cura, tra virgolette, di voi fin prima che arrivate in azienda, con la finalità di che voi al più presto arrivate in azienda. Però l'abbiamo strutturata questa oretta in maniera molto spicciola perché dovete cominciare a immaginarvi seduti nella sedia con il compito davanti. Ok, adesso il corso è finito, avete studiato, avete immagazzinato, avete rispolverato tutte quelle che erano le vostre conoscenze, le avete messe in fila e adesso dobbiamo pensare a cosa che oggi è il 6 novembre e siete seduti là.
Dopo magari Luigi ci dirà l'aspetto logistico, come raggiungere, che abbiamo fatto un volantino anche su come raggiungere per tempo la sede, ok? E quindi adesso vi diremo le cose importanti. Importanti perché da adesso dovete immaginarvi seduti in un tavolino da soli in mezzo a tanta gente con quelli che vi controllano. Quindi mi raccomando, avere i documenti in ordine, primo aspetto, quindi il documento di identità o il passaporto, qualunque documento che sia comunque valido e portare con voi, è un consiglio che vi diciamo, tutta la documentazione relativa alla domanda, perché se ci sono situazioni come il semplice bollettino, se l'avete o non l'avete, portatelo con voi, portate con voi tutto, ok? In maniera tale che vi fate vedere anche pronti ad ogni eventualità. Cos'è la prova pratica? Consiste nell'esecuzione, nell'illustrazione di tecniche specifiche connesse alla qualifica professionale richiesta. Quindi il compito sarà fatto, la selezione su il profilo dell'OS, quello che deve fare l'OS, non sull'assistente infermieristico, non sulle altre figure, sul profilo che voi dovrete ricoprire all'interno della pubblica amministrazione, che già state ricoprendo, magari in situazioni di sanità privata, terzo settore, operative sociali, oppure per le persone che vengono da fuori regione, che è il primo concorso che fanno, magari, però la prova è fatta esclusivamente sul profilo dell'operatore sociosanitario. E quindi è fatta in forma scritta, lo sappiamo già, e consiste in un test a risposta multipla. Avete 30 domande, lo sappiamo già. Saranno 30 domande a risposta multipla, 4 o 5 risposte, di cui una sola è quella corretta. Ok? E il compito sarà articolato, forse potrà in due modi. Il modo più semplice, che voi avete il compito con anzi, facciamo un passo indietro. Vi consegneranno una busta che dentro c'è tutto. Voi dovrete, nella busta, ok, troverete il compito, un foglio con cui ci saranno numerato 1, 2, 3, 4, 5 fino a 30 con A, B, C, D e massimo 5 risposte. Un'altra busta piccola e un bigliettino con cui scrivere nome e cognome. Voi non dovete in alcun modo scrivere il nome e cognome sui fogli che vi danno. Lo dovete mettere solo nel bigliettino. Ok? Queste cose ve le spiegheranno quel giorno che ci sarà la selezione. Il compito può essere articolato in due modi. O avete il compito e avete domande e risposte e voi barrate la risposta corretta, oppure avete il compito e un foglio a parte, come vi dicevo, con i numeri delle domande e le opzioni di risposta. In questo caso dovete stare molto attenti perché dovete leggere il compito e dare la risposta sull'altro foglio. Sembra una banalità, ma è una cosa molto difficile. Perché? Perché devi stare attento alla domanda e devi stare attento a come mettere la risposta sull'altro foglio. Perché fanno questo? Perché il foglio sarà probabilmente, se questa sarà la scelta che la Commissione ha fatto, corretto dal lettore ottico. Va bene? Quindi già da queste cose qua voi sapete che o c'è il compito semplice in cui mettete direttamente sul compito la risposta, oppure avrete il foglio a parte. Io sono convinto che sarà il foglio a parte. Perché? Perché nelle selezioni nella pubblica amministrazione generalmente fanno così. Però magari questa volta la Regione Veneto ci stupisce. Sapete che dovete rispondere a 30 domande sul profilo professionale. Il punteggio minimo, vedete, è 21. Allora, noi dobbiamo lavorare perché voi superiate i 21 punti, cioè rispondete correttamente a 21 domande. Come si fa a rispondere correttamente a 21 domande? Ci sono varie tecniche. Allora, noi non sappiamo quanto tempo vi danno a disposizione. Se vi danno a disposizione un'ora o se vi danno a disposizione 45 minuti. Però voi dovete automaticamente, quando vi sedete e loro vi daranno le istruzioni, capire quanto tempo avete di media per rispondere alla domanda. Faccio l'esempio. Se vi danno un'ora di tempo, avete 2 minuti a domanda.
perché l'obiettivo è rispondere correttamente a più di 21 domande. Quindi 42 minuti. Ma come faccio a rispondere correttamente? Allora, sapendo che ho 2 minuti, voi dovete o l'orologio, il telefono non è possibile averlo lì per avere il timer, però dovete capire che per rispondere avete un tempo limitato. Come posso gestire bene il tempo? Allora, leggendo la domanda, se sono sicuro che la risposta fra le 4/5 è quella lì, e sono sicuro che è quella lì, la segno subito e vado oltre. Se sono insicuro tra due risposte, insomma, ci devo riflettere un attimino di più. Però se non sono sicuro tra le 4 e le 5, è meglio andare oltre. Una cosa importante da sapere è come verrà fatta il calcolo, vale a dire, il punteggio sarà un punto per ogni risposta esatta. Se per ogni risposta sbagliata ho una penalizzazione che varia, e ve lo diranno in quel momento là, da 0,5 a 0,7 o a un punto di penalizzazione, devo stare attento a rispondere a domande che non conosco o che sono incerte. Cosa posso fare? La tecnica che vi diciamo noi è quella di rispondere solo alle domande che siete incerte fra due, perché ho il 50% di possibilità che una delle due sia corretta. Se sono incerto da 2 in su, da 3 in su, anzi, scusate, è meglio non darla se c'è la penalizzazione. Questo concetto deve essere molto chiaro ed è fondamentale per la buona riuscita del vostro test. Poi nella prova orale loro faranno, ma questa cosa qua diciamo, ve la faremo successivamente. Concentriamoci solo sullo scritto e vabbè, qui su come vengono calcolati i punteggi lo lasciamo stare. Andiamo direttamente dove ai consigli che noi vi diamo, che è questo. È ovvio che voi avete terminato di studiare perché mancano 6 giorni. Quindi è inutile studiare adesso, è inutile fare i quiz adesso. Voi dovete concentrarvi su quelle che sono le probabili domande. Allora, noi abbiamo, cioè, queste sono le slide che ci ha dato Simone della Segreteria Nazionale, che loro preparano i corsi per tutta l'Italia, vero? Allora, tutta l'Italia, generalmente gli argomenti topici sono i rifiuti sanitari, l'igiene e le procedure, il processo di sterilizzazione, l'assistenza ai pasti, la differenza tra attribuzione e delega, le scale di autonomia e il rischio di cadute. Però, se andiamo avanti, eh, ci sono anche le lesioni da pressione, cosa deve fare l'ossa, l'alimentazione, i parametri vitali, l'igiene, la differenza tra procedure e protocolli, i doveri del dipendente pubblico, la prevenzione, cioè sapere cos'è la primaria, secondaria, terziaria, la differenza tra sanificazione e sterilizzazione, il dolore, la valutazione del dolore, alcune leggi sanitarie, se proprio vogliono entrare, cioè, però almeno conoscere qual è la legge che ha istituito l'operatore sociosanitario è fondamentale dal nostro punto di vista, vero? Cos'è la profilassi, visto anche il Covid, no? E tutte le varie cose, le endemie, epidemie, pandemie. Ed eccolo qui. Allora, noi in questi ultimi giorni voi dovrete approfondire un attimo. Queste slide ve le giriamo dopo, vero? Questa è la parte più ostica. Se mettono questa, insomma, capisco, però questa è, diciamo, la parte che più è difficile ed è la parte legislativa. Vi gireremo le slide, vero? Di modo che voi potete fare tutti i vostri riferimenti. Poi l'altra parte legislativa è questa, però questa, insomma, se mettono questo è veramente difficile, specialmente se mettono il TSO, cos'è il trattamento sanitario obbligatorio,
la sicurezza sui posti di lavoro, però, insomma, però noi l'abbiamo messa perché qualche regione l'ha indubbiamente inserita. Consigli utili che vi dobbiamo dire leggete la domanda con molta attenzione. Spesso troviamo la risposta nella domanda. Chiedete se potete sottolineare le parole chiave nel compito. Sottolineare, cioè se potete scarabocchiarlo il compito. Perché? Perché questo vi aiuta a dare la risposta. Il lavaggio delle mani, insomma, tutti questi aspetti sono sempre importantissimi. Lo schema logico ve l'ho appena detto su come dare le varie risposte. Queste erano procedure che noi avevamo messo e poi avevamo fatto anche qualche esempio. Per esempio, le domande che vi possono essere fatte potrebbero essere riassunte in questa, per esempio. Le fasi del processo del trattamento dei dispositivi medici sono in sequenza. A. Pulizia, sterilizzazione. B. Decontaminazione, pulizia, disinfezione o sterilizzazione. C. Pulizia, disinfezione, sterilizzazione. Secondo voi qual è la risposta esatta? Vediamo se Ah, qualcuno... contaminazione. Quindi la B, grazie, ok. Dovete immaginare mentalmente da oggi al 6 che questa è la tipologia tipo di domanda, va bene? Un'altra, nel container di metallo, acciaio o alluminio, possono essere utilizzati solo per una delle seguenti metodiche di sterilizzazione: autoclave a vapore, sterilizzazione con acido paraceutico, sterilizzazione e gas plasma. Qual è la risposta esatta? Blu. Come? La Come? La A, bravissima. Autoclave a vapore. Ne facciamo un'altra. Per funzione di supervisione esercitata dall'infermiere sull'attività dell'OS si intende A. La verifica di un protocollo di prevenzione delle infezioni in ospedale, il controllo sulle singole fasi dell'attività svolta, la verifica della qualità e dell'attività svolta dell'OS di base ai criteri scientifici ed espliciti, intervenendo se necessario. Qual è la funzione di supervisore secondo voi? La C. C. Perfetto, vedo che siete già sul tema. Qui dovete capire, lo ripeto per l'ennesima volta, se dovete inserire, ve lo spiegheranno là direttamente nella risposta, quindi cliccate C, oppure nel foglio a parte metterete magari la domanda 23 e la C è quella esatta, che sembra una banalità, ma non lo è. Ultima cosa, l'OS, nell'ambito dell'attività di igiene personale al paziente non autosufficiente o allettato, rileva che la zona sacro-coccigia è arrossata. Cosa fa? Disinfetta con cura la cute e informa l'infermiere. Informa l'infermiere e applica una crema barriera senza massaggiare. Applica una crema barriera a massaggiare energicamente per migliorare la circolazione. Informa l'infermiere. Questa è maligna. Secondo voi? Per me è la B. La B di Bari, vero? Sì, Sì, perché devo perché sempre informare prima, l'infermiere prima. bravissima, ok? Bravissima, molto bene. Io mi fermerei qui, Luigi, e chiederei loro se hanno qualche domanda o se vuoi dare l'aspetto logistico, come raggiungere, perché il tuo volantino è stato prezioso, da meno da parte nostra per quelle che vengono da Verona. Allora, lo metto io allora, visto che Luigi è lì. Allora, se non erro, la sede dove sarà svolto, un attimo che metto e che ampio, un attimo, scusate, ma mi è sparito tutto.
Luigi, mi senti? Luca, ti avevo Eccomi, perso, ecco, adesso ti sento. ecco, sì, infatti. Chiedevo l'aspetto logistico. Adesso lo dico, aspetta, non ti sentivo, perciò Ah, ok. adesso spiego. Allora, dipende dalle persone come vengono. Se vengono, se vengono da Padova, se vengono in macchina, è uscita Padova Est, dalla 4 Milano-Venezia, e mettersi in tangenziale in direzione Castelfranco. Dopo 500 metri prendere l'uscita 18 al bivio successivo, mantenere la sinistra Ciao. risalendo in tangenziale per poi imboccare l'uscita 18 bis. Dopo comunque questa la mettiamo nei gruppi, ok? Se invece c'è qualcuno che l'avevamo già messo nel nostro, ma comunque dopo te la giro anche a te, Luca. In aereo è l'aeroporto più vicino è il Marco Polo di Venezia, si trova a circa 40 minuti da Chione Arena. Dall'aeroporto ogni 40 minuti circa parte un pullman di Bus Italia direzione Padova. Dopo in autobus si arriva a Icone Arena prendendo la linea urbana numero 10 dalla stazione ferroviaria di Padova direzione Ponte di Brenta. Queste sono le maniere per arrivare al palazzetto. Quindi è abbastanza semplice. Là c'è un ampio parcheggio, ok? Quindi una volta quel palazzetto, non so se lo usano ancora, ma si usava per fare i concerti quando io ero ragazzo, adesso si fanno eventi, insomma, quindi c'è un parcheggio che ospita tantissime macchine. Dato che ci saranno parecchie persone che arrivano in macchina, vi raccomando, prendetevi per tempo a partire prima da casa, insomma, perché dopo sapete, il concetto è sempre il tempo, perché Padova, per chi è da fuori Padova lo spiego benissimo, Padova con 4 gocce di acqua va in tilt, quindi c'è traffico, c'è il problema del traffico, quindi ci potrebbero essere tantissime altre varianti, quindi il consiglio mio, perché mi è capitato in più di qualche occasione sentire qualche persona che doveva partecipare a concorsi o quant'altro che è arrivato in ritardo, e sappiate che se uno arriva in ritardo rispetto alla propria sezione non potrà partecipare. Quindi sia chi prende il treno, chi prende l'aereo, chi prende la macchina, chi prende il bus, mi raccomando, cercate di calcolare di non arrivare proprio al millesimo, pensando tanto poi ce la faccio. No, partite prima, piuttosto state 2 ore davanti al palazzetto ad aspettare, ma cercate di arrivare per tempo. Sapete, io lo dico sempre, ci sono dei treni che passano poche volte nella vita. Questo è un treno che vi porta chi magari è per il primo impiego, chi magari sta cercando di avvicinarsi a casa perché ci sono persone, magari guardate in mezzo al gruppo, ci sono parecchie persone già iscritte con me in azienda ospedaliera che magari stanno cercando di andare verso Venezia perché magari abitano a Chioggia o a Dolo oppure a Schiavonia, quindi Bassa Padovana oppure nel Veronese, cioè c'è chi invece è il primo impiego perché magari viene da altre attività, c'è chi invece pur lavorando magari su degli istituti di riposo, delle cooperative e quant'altro, vuole migliorare la propria vita lavorativa, ok? E quindi ognuno di voi ha un obiettivo che è nobile e legittimo per poter fare questo concorso. E io dico, è un treno che passa, cercate di prenderlo perché è un'ottima occasione per riuscire ad arrivare dove volete. Noi vi possiamo dare il biglietto, ma dovete salirci voi sul treno. Questo è un dato di fatto. Tutte le domande, le cose che aveva detto anche prima Luca, io ci tengo a dire, voi siete già degli operatori sociosanitari, quindi le cose che vi troverete, non vi troverete scritto o domande su cose che voi non avete già studiato. Quindi il programma e le domande sono domande che sono attinenti alla professione che voi avete studiato o che già praticate. L'unica cosa che ci tengo a dire
ribadisco quello che diceva Luca prima, leggete attentamente le domande, perché le domande lette in una certa maniera e con calma, il più delle volte hanno già una parte della risposta. Allora, diciamo che se ci sono 4 risposte, 2 sono assurde, o quindi ci arriva anche quello che non ha mai studiato l'argomento. Una è quella giusta, ma che è proprio precisa, e l'altra potrebbe essere che porta in inganno un po'. Quindi voi ragionate sempre sul discorso di rileggere la domanda se non è chiara e di andare a ragionare su quello che avete studiato, ma anche su quello che è la vostra formazione anche lavorativa, perché tanti di voi già lavorano già. Ricordatevi, perché è venuto fuori all'altra diretta che abbiamo fatto con Luca, che voi in questo momento attuale la normativa dice che siete operatori sociosanitari, non guardate ciò che sarà il futuro. Il futuro potrà essere tante cose, quindi l'operatore sociosanitario cos'è che non può fare? Non può fare tutte quelle attività che vengono richieste di iniettare all'interno del corpo qualcosa, quindi non possono fare iniezioni, non possono mettere su flebo, non possono fare manovre invasive di alcun genere. Ok, quindi questo non lo può fare. Quindi quando leggete qualcosa che magari è dubbia, perché magari in questo momento qualcuno ha visto il nuovo decreto rispetto alla nuova figura dell'aiuto infermiere, questo e quell'altro, non fate confusione, perché non vi potranno chiedere di quello che potrete andare a fare un indomani, concorsi magari aggiuntivi e quant'altro, ma vi chiederanno di quella che è attuale ed oggi la vostra figura può fare. Quindi dovete stare sul pezzo su quello che fate. Se qualcuno viene dagli istituti di riposo, dagli istituti di riposo o da cooperative, vi raccomando, specialmente voi, perché quelli che lavorano già sui servizi sanitari sanno già benissimo quello che possono fare e quello che non possono fare. Ma voi purtroppo, dico e purtroppo, fate tantissime volte attività che sarebbero attività infermieristiche, ok? E perché magari c'è un infermiere solo su più piani, perché è sempre stato fatto così e via dicendo. Allora, noi sappiamo benissimo, e anche voi dovreste saperlo, che ognuno paga in proprio di ciò che viene fatto, ok? Davanti a un giudice paghiamo tutti in proprio e non è mai che tanto è perché è sempre stato fatto così. Va bene 100.000 volte, va bene 200.000 volte, 1.000.000 di volte, dopo si rischia che magari la volta che va male uno ci siede sopra. Noi, tanto per dirvi, chi già magari ci conosce sa benissimo che noi nel punto tessera diamo l'assicurazione colpa grave, rivalsa, tutela legale, ma vi posso assicurare che non è sufficiente, perché nel momento che vi arriva una denuncia, ok, che venite citati, finché il giudice non dice il fatto non costituisce reato, indipendentemente che c'è l'assicurazione che va a pagare, via dicendo, di notte non si dorme, e ve lo posso assicurare perché qua capita ogni tanto, e fortunatamente non spessissimo, che qualche sinistro viene aperto con la nostra assicurazione e abbiamo a che fare con le persone che hanno avuto questo sinistro, che hanno provocato il sinistro, non che hanno avuto, che hanno provocato il sinistro. Quindi non ci sono assicurazioni che tengono. Tenete presente che anche non ci sono assicurazioni che coprono il dolo. Il dolo cosa vuol dire? La colpa grave e rivalsa è su un qualcosa che tu non l'hai fatta volontariamente, ma se tu vai per fare una cosa volontaria, quindi creare un danno all'altra persona, non ci sono assicurazioni, ok? Quindi queste sono cose, guardate che tutto quello che vi sto dicendo, ve lo sto dicendo perché all'interno dei quiz potrete trovare non esclusivamente queste domande, perché sono domande che non le troverete, ma vi serviranno per avere una logica su quella che è la vostra figura. Questo è il concetto, perché a volte si rischia di non avere le idee chiare su quali che sono le nostre competenze. E quindi le competenze dell'OS non sono tantissime come quelle dell'infermiere o di qualche altra figura sanitaria per il momento, e ripeto per il momento. E guardatevi bene le competenze, quelle che sono, e dietro alle competenze potrete dare delle risposte giuste.
L'altra cosa che diceva prima Luca e che sarà un attimo importante, ma probabilmente forse questa la troverete più su un aspetto sull'orale dopo, però potrebbe esserci qualche domanda. Abbiate idea di cosa sono le differenze fra un'azienda ospedaliera, fra un ULSS, fra lo IOV, poche parole come che funzionano. Vi faccio un paio di esempi. Le ULSS hanno anche l'aspetto sociale all'interno, ok? Mentre le aziende ospedaliere non hanno il sociale. L'azienda ospedaliera di Padova e quella di Verona nel contesto hanno le università che sono integrate, ok? Abbiamo anche le convenzioni universitarie, quindi c'è l'università, mentre sull'ULSS c'è anche da dire parecchio il territorio, quello che è il territorio, le aziende non hanno il territorio. Lo IOV, un altro caso a parte, che è un istituto oncologico di ricerca, ok? Di cura e di ricerca. Quindi queste cose, anche in base, vi faccio un esempio, il direttore scientifico lo troverete solo allo IOV, non lo troverete in azienda ospedaliera, non lo troverete in USS Iogania, perché là fanno anche ricerca. Queste figure, tanto dite, il direttore dei servizi sociali non le troverete in azienda ospedaliera o in azienda integrata di Verona, ma lo troverete all'interno delle US, perché il direttore dei servizi sociali c'è all'interno delle US. Queste, mentre magari le figure apicali che troverete dappertutto, ok? Le apicali, troverete il direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario, dopo c'è il direttore delle professioni sanitarie, c'è il responsabile del personale. Queste sono le 5 figure che di fatto gestiscono all'apice le aziende. Dopo, come vi dicevo, se andate verso le US c'è anche il direttore dei servizi sociali, se andate verso invece lo IOV c'è il direttore scientifico. Ecco, queste sono le figure che tanto dirvi potrebbero cambiare o trovare magari qualche domandina su queste cose qua. Queste cose qua le trovate su internet, non serve slide particolari, ma su internet se guardate gli organigrammi delle varie cose, delle varie strutture sanitarie del Veneto, troverete anche come che sono strutturate. E altre cose da sapere ce ne sarebbero a migliaia, possiamo parlare dei rifiuti, sappiate che come aziende sanitarie abbiamo rifiuti speciali, cioè ci sono, è un aspetto molto importante conoscere come vanno smaltiti, ok? I rifiuti speciali non hanno, come sapete, una via normale come i rifiuti urbani, quindi ci sono anche quelli urbani, ma per la maggior parte sono rifiuti speciali. Quelli urbani, tanto per dirvi, la carta è carta, ok? Se foglio di carta è foglio di carta, la BIC è la BIC, ma se dopo io vado su una sala operatoria troverete solo esclusivamente aspetto di rifiuti speciali, ok? Se vado su un reparto di degenza, per la maggior parte ci sono rifiuti speciali, però dopo quando devo smaltire la carta non la smaltisco con i rifiuti speciali. Tanto per darvi un'indicazione di come che funziona uno smaltimento rifiuti. Chi avrà, e penso tutti, avrete la fortuna di passare lo scritto, dopo magari faremo anche una giornata dove che parleremo di legislazione e di rifiuti, perché è importantissimo. E faremo anche magari, non so se sulla stessa giornata o faremo un'altra giornata ancora dove che parleremo dell'assistenza diretta, che è una parte, che è la parte che riguarda di più l'operatore sociosanitario. E per quello che riguarda invece sulle domande che dicono che ci possono, cioè che ci saranno anche domande di inglese, delle lingue, sappiate che non è che vi chiedono di sapere l'inglese, sono quelle cose proprio basic che magari le pronunciate quotidianamente, che sono quell'aspetto che noi ormai ci siamo americanizzati, dico io, quindi tante cose le sapete, insomma, non vi faranno un esame di inglese. L'aspetto dopo dell'orale, sapete che ogni azienda avrà la sua sezione di prova orale, quindi magari avremo anche dopo occasione di spiegare dove che sarà collocata, dove che saranno collocate le prove orali e via dicendo man mano che si va avanti. Non essendoci tante domande di partecipanti, presumiamo che
termine, in un breve termine riescono anche a costruire dopo una graduatoria di punteggio degli idonei, degli ammessi e non ammessi all'orale, anche perché vi dico, mentre vi stiamo parlando più di qualche azienda del Veneto, essendo già scaduto il concorso precedente, ha necessità di iniziare ad assumere nuove risorse. Quindi è un'esigenza non tanto che guardano all'aspetto del bisogno degli operatori in se stesso, ma guardano all'aspetto del bisogno delle aziende di cui noi facciamo parte. Altre cose particolari, io non vorrei darvi altre nozioni particolari importanti, però ritorno sempre a dire, ricordatevi quando andate in sezione d'esame, sia sullo scritto che sull'orale, quali sono le vostre caratteristiche e le vostre competenze di questa figura, che non è né infermiere né ausiliario, ok? È un'altra cosa. Dovete guardare quello che siete voi e non siete neanche medici, ok? Indipendentemente che ogni figura ha le sue peculiarità, noi dobbiamo guardare quelle vostre. Non fatevi ingannare, perché tante volte proprio c'è la tendenza a ingannare, a fare domande di dire se l'os deve girare col fonendo, se l'os può fare iniezioni, se l'os può fare manovre invasive e quant'altro. No, queste cose no. Se Luca non vuole aggiungere altro per il momento, io passerei anche magari a qualche domanda da parte vostra, se avete qualche dubbio, qualche perplessità. Noi siamo qua, insomma, alla fine siamo arrivati a quell'oretta che ci eravamo detti circa, quindi se volete fare domande siamo qua, vi rispondiamo, ok? Se no, dopo ci risentiamo più tardi, insomma, anche sulle chat, siamo sempre disponibili a rispondere. Prego, se c'è qualcuno. La parola a voi. No. Avete dubbi, perplessità, preoccupazioni? E tutte, no? Io nessuna. Oh, molto bene, grazie Tatiana, grazie. Niente, io nessuna. Sono... Sei pronta, determinata, Sì, mi sì, sì. raccomando, cazzima 1000, vero? Sì, sì. No, voi siete stati più che chiari e poi insomma, come avete detto voi, sia per chi appunto lavora già, per chi magari insomma non lavora in azienda, però insomma la nostra professione dovremo più o meno conoscerla tutti, certo che poi tutta la parte legislativa è quella che magari si fa un po' più fatica a, a ricordarsi, ad avere sempre sotto mano, quindi poi magari le procedure, scrivere le